Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di un argomento che ha attinenze, ma come tutto del resto, tra il mondo reale e il mondo dell'occulto, le leggi sottili e alcuni marchi di cui nella vita ci segniamo. Con i quali appunto ci segniamo e che poi restano come un'impronta energetica presente intorno a noi o dentro di noi. Questo marchio, diciamo così, è dato, come ho detto nel titolo, dalla prima volta. Intendo infatti proprio dire che la nostra prima volta, cioè la prima esperienza sessuale e la perdita dell'innocenza, diciamo così, è molto significativa, è un'esperienza che ci segna ben oltre quello che viene compreso o anche solo immaginato. Vediamo insieme dunque in che termini questa esperienza è particolarmente pregnante e significativa e come ci può condizionare poi nell'arco di tutta la nostra esistenza, soprattutto se non ne siamo consapevoli. Ricordiamoci sempre che ogni volta che portiamo consapevolezza in noi o nella nostra vita, nelle nostre dinamiche, ogni volta che portiamo l'attenzione siamo comunque in grado di correggere e quantomeno intervenire. Magari non riusciremo a rettificare completamente, non da soli, però comunque almeno saremo consapevoli di quello che ci muove. Dunque dobbiamo comprendere che a livello sottile la prima volta, e cioè la perdita dell'innocenza, muove determinate forze anche interiormente, poiché perché avvenga un completo sviluppo del corpo astrale e del corpo mentale, non andrebbe eseguito prima di determinati tempi. Sarebbe opportuno appunto che avvenga una maturazione biologica completa e questo si percepisce anche a livello fisico assolutamente, ma è tanto vero altrettanto anche nel resto della fisiologia umana che è composta appunto anche dal corpo astrale e dal corpo mentale, vale a dire dunque da anima e spirito che appunto devono finire di costituirsi e come la maturazione di alcuni organi interni che sebbene avvenga la nascita richiedono comunque del tempo superiore per raggiungere il giusto grado di maturazione. Prendiamo l'esempio dei processi digestivi. Un neonato, un infante, non è in grado di masticare e approcciarsi a cibi solidi, ha necessità di un periodo di allattamento, comunque di un certo tipo di cure, poi avviene svezzamento di vezzo e dunque a questo punto si presume che seguendo la giusta fisiologia, la giusta biologia umana, si arrivi a un certo punto in cui l'infante è in grado non solo di digerire correttamente i cibi, ma anche di assimilarli, perché il problema non è soltanto se riesce o meno a masticare qualcosa, ma anche il modo in cui il corpo poi riuscirà a recepire e approfittare di tutte quegli ingredienti, quei nutrienti che gli stanno giungendo. Così dunque, come ci sono determinate tempistiche di maturazione, la maturazione della sfera sessuale ma anche non solo di un'identità sessuale, ma anche di proprio biologicamente parlando, dei meccanismi e di quelle che sono appunto le componenti ormonali, emozionali, ma anche fisiche legate alla sessualità,
maturano negli anni e soprattutto maturano nel periodo post-adolescenziale. Si capisce benissimo che durante l'adolescenza i ragazzi diventano difficilmente gestibili, ma non perché siano ribelli per antonomasia, perché è una fase di ribellione, ma è una fase in cui le scariche ormonali sono altissime perché? Perché sono nuove, stanno prendendo l'avvio in quel momento, dunque è come una forma di rodaggio che richiederà un periodo di assestamento per trovare un equilibrio. Chiaro poi che le pulsioni sono fortissime, soprattutto quando appunto non proprio nell'immediato, quando comunque cominciano a manifestarsi queste tempeste ormonali, ma quando inizia la fase di assestamento, ma ancora non è pronto né il corpo fisico né il corpo astrale a questo genere di scambio e di contatto. È necessario aspettare, diciamo, quella che è la maggiore età. Non è questione di bigottismo, assolutamente, è proprio una questione di conoscenza dell'occulto. Il corpo, perché sviluppi al meglio e perché cresca nel suo massimo potenziale, non va sottoposto a prove ed esperienze che brucino le tappe, perché significa non permettere ai tre corpi di sviluppare correttamente. Quindi una prima cosa legata alla prima volta è la presa di consapevolezza che tutti questi ragazzini che approcciano già la sessualità a 14, 15, 16 anni, diciamo così, sono diciamo troppo avanti o comunque sottoposti a sovrastimolazione. Sicuramente anche l'impronta della società di oggi li condiziona quasi quasi se non corrono immediatamente ad avere anche loro l'esperienza che hanno avuto già i loro amichetti, i loro compagni, potrebbero essere denigrati o comunque messi in ridicolo in un certo senso. Non è assolutamente così, cioè sì, è così, probabilmente la vivono in questo modo, ma non dovrebbero lasciarsi condizionare da queste cose perché il corpo, dal punto di vista anche occulto, ha bisogno di determinati tempi per crescere in modo armonioso e poi funzionare in modo armonioso anche nel tempo. Ricordiamoci che l'apparato riproduttivo è collegato a tutta una serie di scambi e di equilibratori energetici e dunque deve svilupparsi al meglio. Questo è importantissimo. Ma parliamo anche di un altro aspetto. Oltre appunto alla maturazione diciamo fisica e animica necessaria ad approcciare eh, una determinata esperienza, un determinato momento della nostra vita, che tra l'altro è un momento chiave, lo vediamo subito, è necessario anche una consapevolezza di questo tipo. Noi dobbiamo capire che nel momento in cui abbiamo appunto la nostra prima esperienza sessuale, apportiamo su di noi un marchio che ci condizionerà nel tempo nella misura in cui la persona con cui affronteremo la nostra prima esperienza ci segnerà eh, condizionandoci poi in tutto quello che sono le scelte successive. Cosa voglio dire? Che il tipo di persona con cui noi avremo il primo scambio a livello sessuale sarà il tipo di persona che immancabilmente andremo a cercare anche oltre la prima esperienza, oltre la prima relazione. Non è soltanto la figura paterna, dunque, quello che noi andiamo a ricercare, anche se questo ci condiziona in un certo senso anche nella scelta del primo partner, ma anche il primo partner, il modo in cui ci ha trattati, il tipo di personaggio e di personalità che aveva, si vanno a registrare nel nostro subconscio
e diventano qui il bacino, la fonte da cui poi andiamo ad attingere. Dunque ehm, sarebbe opportuno spiegare ai nostri figli l'importanza di queste cose, che in termini magari di stampo religioso è stato spiegato come la necessità di astenersi dalla pratica sessuale, di farlo insomma dopo alla prima notte di nozze. Sicuramente c'era di fondo una conoscenza dell'occulto che poi veniva taciuta, ma anche diciamo, arricchita e caricata di sensi di colpa e di altri fronzoli che bloccavano un po' la, la possibilità di vivere le esperienze a livello sessuale in modo equilibrato, perché ricordiamoci che non si parla di vivere liberamente la sessualità, intendendola come un qualcosa di libertinaggio o mordi e fuggi o collezionare quantità e numero di esperienze, ma si tratta di vivere ogni aspetto della nostra vita nella piena coscienza della propria identità personale, individuale, dei propri bisogni, di quello che proiettiamo, di quello che ci aspettiamo e dunque il conoscere prima di tutto la nostra personalità, la nostra persona, ciò di cui abbiamo veramente bisogno, è fondamentale per non correre nell'errore di rispondere a dei bisogni, a delle pulsioni che cercano di consolare o compensare alcune lacune della nostra personalità, ma fatto bene il lavoro di equilibrio e conoscenza del sé, si può vivere l'esperienza della sessualità al meglio, nella piena consapevolezza di chi siamo, fermo restando che sessualità e amore sarebbe opportuno viaggiassero insieme perché sono uno la massima espressione dell'altro e ognuno è una forma di espressione giusta ed equilibrata dell'altro, cioè nell'amore possiamo esprimere la nostra massima libertà sessuale e nella libertà sessuale possiamo trasmettere amore. È chiaro che possono essere vissute le due sfere separatamente, ma non saranno mai paragonabili a queste vissute insieme. Dunque ricordiamoci che la prima esperienza sessuale, oltre a favorire o bloccare i processi di sviluppo e crescita, a seconda del rispetto delle tempistiche della maturazione di un apparato che non è soltanto un apparato fisico, ma è anche occulto, dunque dove ci sono equilibri di forze sottili importantissimi. Ricordiamoci che l'energia sessuale, anche se viene chiamata energia sessuale, in realtà è l'energia primordiale, cioè l'energia che noi riceviamo dalla profondità del nostro essere, che attingiamo fin dal centro e dal cuore della Terra e dell'universo in sé, è sempre solo una, quella è l'energia, ma si colora del tipo di come dire, manifestazione che ne facciamo. Se la sfoghiamo sempre a livello sessuale, si chiamerà energia sessuale. Se invece permetteremo a questa energia di risalire anche ai centri superiori, questa energia riuscirà a elevarci e a permetterci di costruire una personalità piena, equilibrata e potente per quanto riguarda proprio tutto l'insieme dell'essere fisico e spirituale. Dunque è importantissimo trasmettere queste motivazioni ai nostri ragazzi, spiegargli che non è per bigottismo, ma perché si vanno a marchiare indelebilmente di alcune caratteristiche e che potranno poi un domani essere un problema. È chiaro che se scegliamo un partner in consapevolezza lo faremo seguendo determinati ragionamenti, ma anche determinate emozioni. Se invece lo facciamo
senza questa maturazione, senza questa consapevolezza, rischiamo poi appunto di essere condizionati nel tempo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.